Buonasera, buonasera a tutti. Stanno cercando di collegarsi dall'esterno. Allora, 30 secondi. Sì, lascialo pure al limite. possiamo iniziare? Posso andare avanti? Iniziare, Nicolò? Sì, va bene. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Il conferenziere di oggi è l'ingegner Alberto Virga, che è un ingegnere esperto in tematiche energetiche e digitali. È stato dirigente di Enel, si è occupato anche di incarichi importanti sul territorio, per esempio è stato direzione della Regione Lombardia, del Piemonte e Liguria e anche la direzione generale di 3 società acquisite da Enel in Romania. Ha lavorato anche alla sede principale di Roma, alla sede nazionale di Roma, svolgendo incarichi di responsabilità a livello nazionale su appalti, materiali e logistica. Attualmente svolge attività di consulente. Di cosa ci parlerà oggi l'ingegnere Virga? Di transizione energetica, stato dell'arte e prospettive. Chiaramente il titolo di questa conferenza è estremamente intrigante, estremamente interessante e estremamente attuale. E nella conferenza verranno fatte considerazioni generali, diciamo a livello mondiale, ma in particolare si focalizzerà sull'Italia e sul piano strategico che caratterizzerà l'immediato futuro del sistema industriale ed energetico. Ci racconterà di disponibilità, limiti, opportunità delle varie fonti energetiche e ci farà vedere un po' che cosa succederà nel prossimo futuro. Lascio la parola all'ingegner Virga. Grazie professoressa. Sapere cosa succederà nel prossimo futuro non è facile, io non ve lo posso raccontare, posso soltanto fare delle ipotesi naturalmente sulla base dei numeri che abbiamo e di qualche considerazione. Ecco, questo è per far avanzare le slide. Ecco. Grazie anzitutto per essere intervenuti e grazie anche a coloro che ci stanno seguendo a distanza. Il periodo di ponti e la pioggia certamente non ci hanno favorito e quindi chi ha sfidato le intemperie per venire merita comunque un ringraziamento particolare. Bene. Vediamo così, ecco. E anzitutto, ma magari metto qui che ci vedo meglio, ecco. Anzitutto qualche considerazione proprio preliminare, cose se vogliamo banali, però qualche numero che ci fa riflettere. Il Sole è la nostra fonte energetica ovviamente e ha una potenza che corrisponde a 170.000 terawatt. Se considerate che 3 kilowatt sono la potenza massima che normalmente impegniamo nelle nostre utenze domestiche in termini di corrente elettrica e che è stato calcolato equivalga circa al lavoro di 30 schiavi, ecco, questi numeri fanno certamente riflettere. Terawatt significa migliaia di miliardi di watt. Ecco, quindi i raggi che colpiscono la Terra hanno questa potenza. E l'energia irradiata corrisponde a 80.000 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio ed è 10.000 volte l'energia che occorre all'uomo in un anno appunto per tutte le proprie attività. Ecco, certamente prima di parlare di energia elettrica parliamo di energia primaria, quindi tutta l'energia che serve, una parte è elettrica e altre parti naturalmente vengono utilizzate per altri scopi e comunque l'energia viene utilizzata dall'uomo nella maggior parte, vediamo per i trasporti, nel residenziale, delle aziende manifatturiere, altre industrie e servizi. Ma questa energia, la domanda di energia primaria cresce costantemente. Vediamo che
dall'800, in cui era piuttosto stabile, ha cominciato alla fine dell'800 a crescere, e una vera impennata c'è stata proprio a partire dagli anni 50-60. Ecco, la quart'ultima colonna è il 2023 e vediamo che la crescita è esponenziale se si considera il totale dei paesi mondiali, il totale appunto della popolazione, perché i paesi OECD, che corrisponde all'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che raggruppa 36 paesi membri, che sono i paesi insomma occidentali più sviluppati, compresi gli Stati Uniti, Giappone, eccetera, ecco, ha un andamento, vedete la parte blu più scura, che si è andato un po' saturando e sta lievemente riducendosi, proprio perché si punta molto all'efficienza energetica, a evitare sprechi, naturalmente per rispettare l'ambiente soprattutto, oltre che per evitare sprechi di risorse e anche sprechi economici. Ma se consideriamo il totale dei paesi OCSE e i paesi non OCSE, vedete che la crescita prevista è vertiginosa, e vedremo anche quali sono questi paesi in questa rappresentazione. Adesso è un po' piccola forse per chi è seduto in fondo, però spero di riuscire a descriverla. Nella parte sinistra vediamo la carta geografica, la mappa, ecco, del mondo, in cui sono rappresentati dei cerchi che sono in scala, corrispondono all'energia che verrà consumata, energia primaria consumata al 2035. Quindi vediamo la Cina, vedete forse ci vuole la stecca, la Cina, l'India e il sud-est asiatico da soli rappresentano una quota veramente enorme nel 2035, tant'è vero che questi paesi, unitamente agli altri paesi non OCSE, in questi periodi si prevede un incremento del 65% nel periodo di qui al 2035. Ecco, e altri paesi tipo, non so, l'Africa previsto si incrementi dell'8% il consumo di energia, l'America Latina all'8%, l'Europa, compresi i paesi occidentali dell'OCSE, dal 5 al 4%. Quindi questo sviluppo esponenziale della domanda di energia certamente non potrà che avere delle ripercussioni anche in termini ambientali. E adesso vedremo quali sono gli aspetti più importanti. In particolare l'energia primaria viene ricavata ad oggi per il 33% dal petrolio, seguito dal carbone, 28%, quindi c'è ancora un grosso consumo di carbone a livello planetario, nonostante sia la fonte assolutamente più inquinante. Ecco, e seguito dal gas, un 24%. Il nucleare, l'idroelettrico e le rinnovabili sono tutto sommato residuali per quanto riguarda questi aspetti. Ricordiamo che stiamo parlando di energia primaria, non energia elettrica. Ecco, entriamo nel vivo di un aspetto che non so se riesco a descrivervelo bene, spero lo vediate. Mi riferisco ad una conferenza che si è svolta qui a Genova nel 2002. Ero stato invitato, ero da poco rientrato in Liguria e ero responsabile dell'Enel della Liguria ed ero stato invitato per parlare di smart grid, di reti. Ricordo che, tra l'altro, con me c'erano persone molto importanti come relatori, più importanti di me, soprattutto in quel periodo, Fausto Massardo e tanti altri che poi hanno fatto carriere veramente brillantissime. Adinolfi, che era ministro legato al saldo nucleare, cioè c'erano vari esperti liguri di queste tematiche. Il collega del CNR, non ricordo francamente più come si chiamasse, aveva esposto un grafico che mi aveva fatto molto riflettere e che per fortuna non si è rivelato così attendibile nelle sue previsioni, perché riteneva che a partire dall'anno 2002 in cui ci trovavamo, andando avanti, 2025, 2050, 2075, i consumi di materie prime per ottenere energia primaria si sarebbero modificati via via, non per motivi ambientali già allora se ne parlava ma non era così sentito come oggi questo tema, ma perché le varie fonti si sarebbero rapidamente esaurite. Ecco il presagio un po' fosco che ci aveva lasciato questo scienziato del CNR. Si diceva le rinnovabili, uno sviluppo a seconda degli scenari più o meno spinto, ma comunque molto inferiore rispetto a quello che poi hanno avuto,
ma il petrolio che verso il 2030-35 avrebbe cominciato a esaurirsi in termini di scorte, naturalmente i giacimenti eccetera sarebbero esauriti e piano piano avrebbe ridotto molto il suo peso percentuale ai fini del fabbisogno energetico, seguito dal gas. Del gas ci sono scorte maggiori. Il gas sarebbe durato un po' di più, ma stiamo parlando di un picco, anche in questo caso intorno al 2035. Qual è la parte che avrebbe consentito, secondo quello scienziato, di non rimanere al buio? Scusatemi, è un termine scherzoso, in realtà parlando di energia per tutti gli scopi, non soltanto per la luce, chiaro. Ecco, fino a un periodo di anni, per un periodo di anni più avanzato, avvicinandoci al 2060 e oltre, il carbone. Il famigerato carbone, perché di carbone nella Terra ci sono ancora scorte molto molto elevate. Lo vedremo tra poco, c'è almeno 100 anni di carbone, con i consumi stati fino ad oggi, adesso ne consumeremo di meno, ce ne sarà ancora di più. Quindi lo scienziato diceva andiamo avanti con il carbone, il nucleare, la fissione nucleare, seconda e terza generazione, una strisciolina residuale tutto sommato rispetto al resto, stiamo parlando soprattutto paesi in via di sviluppo, insomma stiamo parlando non certo del solo mondo occidentale, questo a livello globale, ma soprattutto diceva il nucleare con la fissione di quarta e quinta generazione avrebbe consentito di coprire, al momento in cui si esaurisce il carbone, un ulteriore margine di fabbisogno energetico, ma anche l'uranio si esaurisce. Di uranio vedremo, ce ne sono 50 anni, 60 anni al ritmo attuale di utilizzo, e dopo questo punto interrogativo è la fusione nucleare. Lo scienziato diceva la fusione nucleare verso il 2070-75 o c'è quella o non abbiamo fonti energetiche adeguate per alimentare il pianeta. Ma aveva colpito molto questa previsione, aveva fatto molto riflettere e ho sempre tenuto questa slide perché col passare degli anni, quando mi è capitato di commentare questi argomenti, l'ho sempre presa a riferimento. Cosa c'era di vero e che cosa non c'era di vero, alla luce quel senno di poi chiaramente. Di fatto qui sulla destra, anche questa è piccola purtroppo ma ve la commento un po' io, c'è una previsione, quella era il 2002, una previsione fatta al 2017, quindi 15 anni dopo. 15 anni dopo le cose già erano cambiate, proprio perché si ipotizzava a seconda dei due scenari al 2040 una riduzione del carbone, che è il colore mattone diciamo così, una più o meno costanza in una previsione, nella seconda previsione quella più sfidante, più finalizzata agli aspetti energetici, di saving energetici e di sviluppo di rinnovabili, una riduzione. Il gas è previsto un aumento, ricordiamo che il gas è anche più rispettoso dell'ambiente, ha meno emissioni sia di CO2 eccetera, quindi tutto sommato rispetto al petrolio e al carbone è decisamente una fonte da privilegiare, questo ambientale. Una crescita decisa del nucleare, non più o meno un raddoppio, diciamo così, dal 2017 al 2040 e uno sviluppo delle rinnovabili rappresentati in verde in questo campo decisamente più ampio rispetto a quello che era stato ipotizzato inizialmente. Ecco, quindi già vediamo che dopo 15 anni le cose sono cambiate e poi sono cambiate ancora per fortuna. Ecco, com'è oggi la situazione? In questo grafico, vediamo, qui capisco che descriverlo non è facile se non riuscite a vederlo bene, però ogni spicchio rappresenta un settore energetico, ad esempio qui siamo energia solare ed eolica. Questi numeri sono espressi in terawattora, quindi sono migliaia di miliardi di wattora. Ecco, e vediamo due scenari, uno scenario secondo un piano APS e un altro secondo il piano STEPS, quindi sono scenari più o meno sfidanti chiaramente, e qui lungo la radiale, diciamo così, vediamo il 2010, il 2023 e il 2035. Di fatto il solare e l'eolico nel primo spicchio 2010 praticamente niente, 3.900 terawattora al 2023 e nella parte più esterna, che è quella del 2035, una crescita esponenziale, si arriva a 23.000 terawattora o 18.000 secondo i due scenari. Quindi adesso non scendo nel dettaglio di tutte queste grandezze, ve le espongo solo un attimo. Il consumo di elettricità all'interno delle industrie, sempre in terawattora, si parte da 7.500 nel 2010, si arriva a quasi 11.000 per arrivare a 15 in uno scenario
e a 14 nell'altro, quindi un incremento dell'utilizzo di elettricità, un incremento dell'utilizzo di produzione di solare eolico. E per quanto riguarda il carbone, anche qui purtroppo nel 2023 abbiamo avuto un consumo di carbone maggiore rispetto al periodo precedente, perché nel sud-est asiatico, in Cina eccetera, in India si utilizza moltissimo carbone. L'età media delle centrali a carbone, almeno di metà delle centrali a carbone, sono 15 anni, noi abbiamo età media di 40 anni, quindi loro hanno investito molto sul carbone. Ecco perché è difficile pensare che chiudano le centrali a carbone per motivi ambientali dopo che hanno investito tantissimo. Speriamo lo facciano, ma ci credo poco. Ecco, quindi il carbone è prevista una riduzione nel periodo al 2035, soprattutto in uno degli scenari. I numeri non ve li sto a dire perché dicono poco, vedete l'ampiezza dello spicchio, ecco, vi rendete conto. Per quanto riguarda il petrolio, in milioni di barili al giorno, si prevede in uno scenario un consumo costante dal 2035 rispetto al 2023, nell'altro scenario una riduzione di un 15-20%. Il gas naturale, vedete che si prevede addirittura un piccolo incremento in uno degli scenari, una piccola riduzione, però comunque è previsto che se ne consumerà molto fino al 2035. Per quanto riguarda le auto elettriche, questa grandezza, qui sono milioni di auto elettriche, quindi da 41 milioni di auto elettriche si passerà a 534 milioni di auto elettriche, quindi potete immaginare questi fenomeni che razza a livello mondiale, che razza di volumi rappresentano. E quindi la frase che veramente fa riflettere è che le tecnologie pulite, per fortuna, stanno rimodellando il mix energetico globale. E questo devo dire che è veramente una considerazione che dobbiamo tenere a mente. Per quanto riguarda il petrolio, si prevede, secondo altri, ecco perché dico il futuro è difficile da prevedere, ma anche le previsioni non c'è una uguale all'altra, potete immaginare a seconda di chi le fa. Comunque l'OPEC prevede che sarà comunque un incremento del consumo di petrolio a livello mondiale entro il 2040, un incremento comunque modesto, intorno a un 5%, siamo nel 2025, siamo qui, quindi arrivare a circa 111-112 da 107-108, vedete, non è un grande aumento. Però guardiamo il petrolio come viene consumato nelle varie aree mondiali. Abbiamo l'Asia e il Pacifico un 34,6%, il Nord America un 24%, l'Europa un 15%, seguiti dall'Africa con una grandezza molto modesta, purtroppo paesi ancora da sviluppare, 4%, Russia e Eurasia 4,3%, Centro-Sud America 6,8%, Medio Oriente quasi un 10, un 9%. Ecco, ma questo è il primo di una serie di grafici che non voglio, con i quali non voglio confondervi le idee, ma cerco solo di lasciarvi il concetto che ci sta dietro. Ognuno di questi grafici di diverso colore rappresenta una delle aree geografiche del mondo. Vediamo il Nord America, il Sud e Centro America, l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa, l'Asia, il Pacifico e anche comunità stati indipendenti, e in grigio è a livello mondiale, quindi la media di tutto. Rappresenta il rapporto tra le riserve accertate di materia prima, in questo caso di petrolio, e l'andamento delle estrazioni che si stanno al momento realizzando. In base a questo rapporto otteniamo, qui siamo tra il 2020 perché la grafica non è aggiornatissimo, però insomma il tendenziale è comunque significativo, siamo a circa 50 anni. Significa che con l'attuale andamento dei consumi a livello mondiale abbiamo 50 anni di possibilità di disponibilità di materia prima. Ecco, queste previsioni tengono già conto del fatto che abbiamo individuato qualche anno fa una nuova modalità, con luce ed ombre ovviamente, no, per ricavare il petrolio e il gas naturale dal sottosuolo, che è il cosiddetto fracking. Immagino che lo conosciate già, però dico due parole, poi se mi dilungo troppo mi dica, professoressa, che insomma, perché di cose da dire ce n'è tante, ma non voglio annoiare e neanche abusare del tempo. Ecco, diciamo che il fracking è la fratturazione idraulica delle rocce di scisto cosiddette, che sono all'interno, sono nel sottosuolo, e che consente con un fluido in pressione di effettuare frantumazioni e poi assorbire, aspirare il petrolio e il gas che sono contenuti all'interno di queste rocce.
Questa tecnologia è una tecnologia che presenta ovviamente anche dei rischi, in particolare vengono perforate le falde acquifere, vedete, per arrivare nel sottosuolo, ci sono fori in verticale ma poi in orizzontale si continua a scavare per distanze anche non modeste e attraverso questa tecnologia che presenta, come dicevo, rischi non da poco, ad esempio la contaminazione chimica delle falde, anche perché vengono iniettati dei gas speciali in alta pressione che non sono certo salutari, la radioattività, si libera radioattività dal sottosuolo, radioattività naturale che poi finisce per essere emessa in atmosfera. Ecco, la qualità dell'aria, l'insorgenza dei terremoti. Sui terremoti ho visto delle statistiche che ci sono già da diversi anni che fanno rabbrividire. Sono in tutte le aree in cui si fa fracking c'è stato un incremento delle scosse piccolo, medie, alcune evidenti, alcune semplicemente registrate, veramente enormi. Tant'è vero che questa tecnica è stata vietata o sospesa in parecchi paesi, tra cui il Regno Unito dal 2019, la Francia, Germania, Bulgaria, la Repubblica Ceca, varie regioni della Spagna, del Canada. Ecco, gli Stati Uniti invece hanno accelerato al massimo su questa strada, poi Trump certamente l'ha sempre detto che insomma non crede ai rischi ambientali, tant'è vero che gli Stati Uniti recentemente sono diventati il primo paese al mondo produttore di petrolio e gas e ha superato l'Arabia Saudita grazie al fracking. Quindi quando Trump ci vuole vendere il petrolio, il gas, eccetera, dobbiamo comprarlo da lui, che va dalla Meloni per cercare di convincerla, scusate scherzo un po', ecco, a fare acquisti. Tra l'altro ci vende petrolio e gas ricavato in questo modo, ma non siamo sicuri di quanto durerà ancora questa modalità, questi giacimenti, qualche autonomia avranno ancora, tant'è vero che, come ho riportato lì sotto, mentre la produzione di shale oil viene messa a regime rapidamente, il picco di produzione viene mantenuto solo per un periodo breve, di solito un paio di mesi, dopodiché inizia un declino rapidissimo. Tant'è vero che da alcuni dati che ho avuto sembra che negli Stati Uniti il picco sia già stato superato e che quindi ci sia già adesso in una fase di riduzione. Ecco, è vero che no, dicevo, per testimoniare, ecco, questo conforto di questa tesi esistono anche proprio realtà specifiche, ad esempio il bacino permiano del Texas, uno dei bacini più promettenti da questo punto di vista, la produzione dal 20 al 23 è già scesa del 15%, quindi è già in fase calante, ma si sta prevedendo di ovviare a questa riduzione perforando il fondale marino. Quindi adesso è previsto un aumento del 60% di produzione di petrolio e gas nelle acque profonde entro il 2030, quindi perforiamo tutto, insomma, ecco. I giacimenti delle acque al largo delle coste della Guyana, del Golfo del Messico e della Namibia sembrano molto promettenti, il cosiddetto deep water, le acque profonde. Stiamo a vedere, quindi è rispetto dell'ambiente questo, non credo proprio, però speriamo bene, insomma, ecco. È rispetto del portafoglio, diciamo. Ecco, infatti, esattamente. Ecco, e vediamo il carbone. Come accennavo, le riserve di carbone a livello globale superano i 100 anni all'andamento attuale. E siccome stiamo riducendo, almeno nei paesi occidentali, non certo, come dicevamo, in paesi in via di sviluppo, l'utilizzo di carbone, potrebbe essere qualche anno anche di più. Ecco, per quanto riguarda il gas naturale, le riserve corrispondono a circa 80 anni, e proprio tenendo conto del gas d'argille, lo shale gas, che ha stesse opportunità e rischi visti per il petrolio. Nel 2040 la metà della produzione USA sarà tutta di shale gas, attraverso shale gas. Ecco, e cosa è successo nei millenni? In Ascisse abbiamo migliaia di anni, quindi 100.000 anni, 200.000, fino a 800.000 anni. Dai carotaggi di ghiaccio, prima di arrivare ai giorni più recenti in cui si fanno effettivamente misurazioni, sono state rilevate le particelle di anidride carbonica, di CO2 per milione in atmosfera. E si è visto che in 800.000 anni l'oscillazione, ecco, è stata tutta all'interno di un range molto modesto, per arrivare ad un picco 1911-1958 oggi. Quindi vedete che quello che non è avvenuto in 800.000 anni lo stiamo facendo in pochi anni ora. E questo che cosa comporterà? Anzitutto
dobbiamo dire chi è che emette tutta questa CO2. Com'è l'andamento anche delle varie aree geografiche? Vediamo che in rosso è la Cina, e l'Est Pacifico, l'area pacifica del Pacifico e la Cina. Ecco, e vediamo che c'è stato un incremento elevatissimo nella emissione di CO2 in atmosfera, proprio per lo sviluppo industriale. L'Europa e il Nord America sono rispettivamente in blu e in verdino, e vedete che hanno avuto una flessione intorno agli anni 80 proprio perché si è cercato di modificare un po' il mix di combustibili, fare efficienza energetica e tutta una serie di fattori di contenimento, tra cui anche catturare la CO2, poi vedremo anche quello, un'altra possibilità, seguiti dagli altri paesi. Se però consideriamo i valori pro capite, vediamo che negli Stati Uniti, anche se è in riduzione, ogni cittadino emette, utilizzando energia, diciamo così, una quantità di CO2 che è esageratamente più alta rispetto a tutto il resto del mondo. Il consumismo. La Cina, che è questa rossa, sta crescendo molto, ma un cittadino cinese emette CO2 meno della metà che il cittadino nordamericano, nonostante in America ci sia stata una riduzione. Quindi anche questi aspetti devono far riflettere, quindi i comportamenti non virtuosi delle persone, gli stili di vita, gli sprechi sono sicuramente deleteri al massimo per l'ambiente. Ecco, questa emissione di CO2 ha comportato, a partire, vedete, dai primi del Novecento più o meno, un'elevazione, un innalzamento delle temperature di un paio di gradi. Qui vediamo le medie quinquennali e annuali su questo grafico fino al 2020. Ma quello che c'è da dire è che i danni d'aumento delle temperature possono purtroppo portare a una siccità verso il 2050 che secondo le previsioni, speriamo anche in questo caso ci sia stato pessimismo, ecco, possono essere veramente drammatiche. Senza interventi di contenimento delle emissioni di CO2 gli studiosi hanno previsto che nel 2050 la Terra sarà divisa in 6 zone climatiche, da 700 milioni a 1,2 miliardi di persone vivranno nelle aree a rischio. La siccità colpirà per 6 mesi all'anno anche i paesi del Mediterraneo. Vedete il rosso scuro rappresenta proprio le aree in cui la siccità colpirà in modo più deciso. Ecco, la siccità e soprattutto l'innalzamento delle temperature, ecco, portano anche a un'elevazione marina, e quindi molte zone costiere, vedete quelle in azzurro, sono quelle che subiranno una elevazione che potrà arrivare anche a 2 metri sul livello del mare, quindi proprio certe aree della costa, vedete, non so, le parti del Veneto oppure della Versilia, dove sono le coste basse, effettivamente ci saranno delle intere porzioni di territorio che saranno allagate naturalmente, ecco, se non si farà qualcosa di diverso. Ecco, il livello medio globale del mare aumenterà da 75 a 190 centimetri entro il 2100. Ecco. Un altro aspetto da considerare è che i cambiamenti climatici possono portare anche ad una domanda globale di energia sempre maggiore, perché ci si protegge dal caldo, con i condizionatori si consuma di più, è tutto un circolo vizioso, per cui è stato calcolato che un aumento compreso diciamo così, dall'11% al 27%, no scusate, se il riscaldamento sarà di 1,4 gradi, scusate, quindi nel 2050 secondo queste previsioni ci sarà un aumento compreso tra l'11 e il 27% di consumi dovuto all'aumento della temperatura, se il riscaldamento sarà di 1,4 gradi, e tra il 25 e il 58% se il riscaldamento sarà più elevato di 2 gradi. Quindi se arriveremo a 2 gradi o più potremo arrivare a consumare un 50-60% di energia in più per proteggerci dal caldo. Questo è pazzesco, perché vuol dire entrare in un circolo vizioso, in cui un loop proprio da cui diventa poi molto difficile uscire, perché più si consuma più si inquina,
inquina, più si alza la temperatura e così via. Ecco, la cattura dei CO2 è sicuramente uno degli aspetti, come accennavo, importanti per contrastare le emissioni. Quindi per bloccare l'aumento delle temperature ad 1,5 gradi, che è l'obiettivo che ci siamo dati, è indispensabile però rimuovere miliardi di tonnellate di CO2 dall'atmosfera utilizzando vari sistemi. Quindi la CO2 può essere catturata, può essere trasformata anche in materiali da costruzione, cioè dobbiamo trovare il modo per evitare che il costo della cattura dei CO2 sia troppo elevato. Fino a qualche anno fa si parlava di $1.000 per tonnellata, adesso ci si attesta tra i 50 e i 250, i costi fortunatamente si sono ridotti. Ecco, veniamo ora a parlare di energia elettrica. L'energia elettrica ha comportato, noi qui parliamo di transizione energetica, ma la prima transizione energetica veramente importante è stata quella, vabbè, dopo la macchina a vapore eccetera, ma quella anche in cui l'energia elettrica è stata introdotta nei nostri utilizzi comuni. Non è passato un periodo elevatissimo se consideriamo che la prima centrale in America è stata realizzata alla fine dell'Ottocento, nel 1882. Galileo Ferraris in quel periodo ha inventato il campo magnetico rotante, anche se c'è sempre diciamo così, il dibattito di cosa ha inventato Tesla e cosa ha inventato Galileo Ferraris, no, però entrambi sono stati enormi scienziati e ognuno ha fatto la sua parte veramente. Ecco. Galileo Ferraris è morto in povertà nonostante sia stato un senatore del Regno d'Italia, uno dei primi senatori, e pare che appunto fosse stato chiamato da Edison, dai grandi scienziati americani, per chiedere come aveva scoperto certe cose, ma non ha fatto nessun brevetto e non si è arricchito assolutamente in base alle sue scoperte, grazie alle sue scoperte. Allora nel 1883, quindi un anno dopo gli Stati Uniti, prima centrale termoelettrica d'Europa, Milano Santa Renegonda. Nel 1887 prime centrali idroelettriche europee. Nel 1895 centrale a carbone di Genova Canevari per l'elettrificazione della rete tranviaria di Genova. Siamo stati tra i primi, ho scoperto anche altri aspetti primati che ha avuto Genova col suo entroterra proprio in questo settore, veramente primati mondiali comunque, molto interessante, adesso però sarebbe troppo lungo parlarne naturalmente. Ecco, la centrale geotermica di Larderello è stata costruita nel 1904, i primi generatori eolici sono del 1930, le prime celle fotovoltaiche del 1954, nel 68 centrale a sfruttamento delle maree in Francia e nel 1970 i primi pannelli solari. L'avanzamento dei consumi di elettricità è sicuramente, naturalmente dalla fine dell'Ottocento, questo è l'andamento in Italia, anche qui grossa impennata, vediamo anni 50-60 naturalmente, e poi si va verso una stabilizzazione, ecco, che è quella degli ultimi anni che nel grafico non è evidenziata, ma di qui al 2040 ci aspettiamo una crescita vertiginosa anche del fabbisogno di elettricità. Qui vediamo i vari paesi, gli Stati Uniti, Unione Europea, Giappone e altre economie avanzate, che sono queste qui, che abbastanza stabili, ma vediamo in giallo, in color mattone, diciamo così, e rosso, marroncino e rosso, ecco, la Cina, l'India e altre economie in via di sviluppo. Quindi vedete che le economie in via di sviluppo porteranno i consumi a essere 3 volte quelli previsti per i paesi occidentalizzati, del mondo occidentale, industrializzati. Ecco, quindi come si produce l'energia elettrica attualmente nel mondo? Il carbone circa 1/4, seguito dal gas, seguito dall'idroelettrico e il petrolio, però vediamo che almeno la metà, anzi un po' di più, sono combustibili fossili. L'idroelettrico è molto sviluppato anche in paesi di sviluppo dove ci sono bacini, fiumi, so che per fortuna insomma, ecco, è ampiamente utilizzato, vedete in verdino una quota importante. Il vento, quindi l'eolico e il solare, sono questi spicchi che sono comunque adesso già notevolmente incidenti, seguiti dal nucleare e da altre fonti energetiche rinnovabili. Come? Ma questo qui avrà 2 o 3 anni questo grafico, ecco, non è proprio recentissimo di oggi, però è già abbastanza significativo. Sì, infatti. Sì, infatti, no, certamente. Ho cercato l'anno, ne parlavamo col collega che mi ha aiutato nel cercare i dati, non l'abbiamo trovato, però l'abbiamo trovato recentemente, quindi non sarà proprio nuovissimo, perché adesso ci sono dei dati 2024, non mettere proprio gli ultimi, però penso che sarà 2022-2023, non più vecchio.
Ecco, e qui si vede molto significativo l'evoluzione delle fonti di produzione di energia elettrica nel mondo. Vediamo l'azzurrino e il carbone, vedete carbone in continua crescita, qui siamo nel 2020 e poi continuerà a crescere ma assestandosi su un valore decisamente più stabile, perché crescerà nei paesi di sviluppo come dicevamo, ma non verrà più, speriamo, utilizzato in paesi più avanzati. Ecco, il gas cresce rapidamente e intorno al 2030 supererà come fonte di produzione elettrica il carbone. E qui vediamo il solare. Il solare, il fotovoltaico, vedete che sta superando tutti praticamente, quindi arriverà entro il 2030 a superare l'idroelettrico, un po' più in là verso il 2035 più o meno a superare il carbone e superare anche il gas un po' più avanti, avvicinandosi al 2035. Ecco. E quindi l'eolico lo stesso, una fonte sicuramente che tende a crescere vertiginosamente, ma quello che sta veramente spiazzando un po' tutti, non si prevedeva fino a qualche anno fa, è proprio lo sviluppo enorme del fotovoltaico a livello mondiale. Ecco, e vabbè, adesso qui cerco di andare un po' veloce perché naturalmente queste cose le conoscete meglio di me. Comunque la fissione nucleare è una fonte energetica già abbastanza diffusa in alcuni paesi, ma vediamo che anche l'uranio ha una durata limitata, ha una disponibilità limitata. Si stima che con il ritmo attuale ce ne sia ancora per un periodo che va dai 50 agli 80 anni. I paesi in cui c'è una maggior concentrazione di queste risorse sono l'Australia per un 30%, il Kazakistan per un 14%, seguito da Canada, Russia e Namibia. Questi sono quindi i giacimenti d'uranio. Ecco, certamente l'energia nucleare ha il grosso vantaggio di non produrre CO2 e quindi non produrre gas serra, però sappiamo che ha anche degli altri inconvenienti o comunque dei punti di attenzione importanti come tutte le fonti, come tutte le forme. In particolare in caso di incidente ci possono essere conseguenze molto gravi anche a lungo termine. Lo stoccaggio delle scorie nucleari radioattive per centinaia di migliaia di anni è un argomento molto delicato. È difficile localizzare i siti per queste centrali, sono anche obiettivi sensibili, abbiamo visto negli scenari di guerra insomma quanto sono purtroppo bersagliate. Ecco, e ci sono anche rischi nel trasporto del materiale nucleare, rischio sempre di incidenti, di attentati, furti, guerre, cataclismi, insomma, un po' di, pensiamo a Fukushima in Giappone, insomma, oggi si parla molto del nucleare a fissione avanzata di terza e quarta generazione. È vero che ci vorranno ancora degli anni, io se ne parla di 10 anni o 20, insomma, quindi i tempi non sono anche in questo caso certi. In ogni caso il concetto è quello di utilizzare piccoli reattori a metallo liquido o a sali fusi, cosiddetti, prendendo spunto da quello che avviene, non so, nelle portaerei più importanti, nei sottomarini nucleari, cioè avere un reattore che gestisce un'area specifica e produce l'energia necessaria. Quindi piccoli reattori tipo quelli navali sviluppati dalle marine militari e delle grandi potenze per avere il vantaggio di avere minor capitale per singolo investimento, anche avere quindi rispetto alle centrali tradizionali che hanno potenze superiori a 1000 megawatt elettrici e occupano un chilometro quadrato, questi naturalmente hanno potenza inferiore, 300 megawatt o addirittura meno, tipo i microreattori, e anche pesi che nel caso dei microreattori sono comunque di 40 tonnellate, ecco, non stiamo parlando di giocattolini, ecco. Per cui quando sento dire una piccola azienda si mette sul reattore, no, insomma, non è una cosa da piccola azienda, ma neanche media grossa, insomma, ecco. E poi anche perché c'è un discorso, è sempre una cosa molto delicata, perché se una centrale nucleare con tutta la protezione militare che può avere in certe condizioni, tutti i servizi di sicurezza, comunque sposta rischi, figuriamoci un piccolo reattore, insomma, quindi più frazioniamo, ecco, questi siti, più rischi abbiamo, insomma, ecco. Quindi il raffreddamento, l'estrazione di energia, la schermatura, le scorie, il combustibile, sono tutte argomenti che vanno affrontati. Scusate. Che vanno. Io un po' d'acqua, scusate.
dicevo, che vanno affrontati nel piccolo come nel grande. Ecco, gli svantaggi sono legati al fatto che più siti naturalmente sono soggetti a più possibilità di attacchi, e anche il costo dell'energia prodotta è sicuramente in ogni caso molto maggiore rispetto alle fonti rinnovabili. Ecco, e la fusione nucleare. Sulla fusione nucleare, che sapete che si basa sul principio opposto, anziché sulla fissione, la fusione di due atomi che avvicinati o compressi a tal punto da superare la repulsione producono una grossa quantità di energia. Di solito è il deuterio e il trizio che vengono fusi e dando luogo a nuclei di elio, un neutrone e molta energia, ma per produrre un numero sufficiente di reazioni deuterio-trizio il gas deve essere portato a una temperatura di 150 milioni di gradi centigradi, addirittura 10 volte la temperatura che c'è al centro del Sole. Nessun materiale può resistere a queste temperature, ecco perché per la fusione si progettano sistemi con campi elettromagnetici fortissimi, grazie anche alla superconduttività, per tenere in sospensione questo plasma con temperature di questo genere. Un reattore sperimentale, ce ne sono stati diversi, comunque quello che in questo momento, al quale si sta lavorando appieno in questo momento, è ITER a Cadarache. C'è un consorzio internazionale composto da Unione Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti d'America, India, Corea del Sud, siamo nel sud della Francia. Aspettate un attimo, ecco, diciamo però che anche questo cantiere, anche questo progetto si propone di produrre energia da fusione nucleare, anche se ancora per un tempo limitato e sperimentalmente. Sarà il progetto successivo che partirà a breve. Ecco, questo tanto per dare idea dei reattori. Ecco. L'ITER è 23.000 tonnellate, 28 metri di diametro. Se si considera la portée Charles de Gaulle, 38.000 tonnellate, quindi non molto di più, e 261 metri di lunghezza, per dire a che livelli siamo. Ecco, e dicevo, il successivo sarà il demo. Ecco, quello demo che non so se sarà in Giappone, non ricordo bene, ma mi sembrava, poi probabilmente stanno ancora trattando, sarà il reattore successivo. Il JET era negli anni 80, ricordo quando se ne parlava, poi l'ITER è quello che è in questo momento è in lavorazione, poi ci sarà demo e sarà di dimensioni ancora decisamente più grandi, vedete un po' il disegno in scala. I vantaggi della fusione. Il combustibile è praticamente inesauribile, il deuterio abbonda, può essere estratto dall'acqua, esistono riserve per milioni di anni, quindi rispetto ai ragionamenti che facciamo all'inizio, qui siamo proprio su un altro pianeta, no? Quindi quantità di energia ricavabile immensa, 10 grammi di deuterio estraibili da 500 litri d'acqua e 15 grammi di trizio produrrebbero energia sufficiente per l'intera vita di una persona in una nazione industrializzata, un processo intrinsecamente sicuro perché c'è assenza di reazioni a catena che ne amplificherebbero l'intensità in caso di malfunzionamento, perché in caso di malfunzionamento il plasma si estingue in frazioni di secondo, ma anche rispettoso dell'ambiente perché non si produce CO2, quindi gas serra, anche se c'è una radioattività ma comunque molto debole. Gli impianti a contatto con il plasma diventano debolmente radioattivi per un periodo molto breve, 50 anni contro le centinaia di migliaia di anni della fissione. Quindi c'è comunque differenza, diciamo, ecco, e assenza di produzione di scorie radioattive. Ecco, a questo punto direi di passare, se avete pazienza, resistete, non so, alla parte elettrica, ecco, quindi ecco, la parte elettrica che era quella insomma di cui accennavo, quindi l'evoluzione del sistema elettrico in un contesto come quello di oggi, con l'incremento delle rinnovabili, con un'esigenza sempre maggiore di qualità del servizio, ormai siamo tutti esigenti giustamente, quindi richiedono investimenti enormi. Ecco, questi investimenti, adesso poi ne parleremo, devono proprio garantire la transizione, perché tutta la catena di creazione del valore sta cambiando, è cambiata già e sta cambiando ancora, dalla generazione dell'energia al suo consumo, quindi la crescente penetrazione delle rinnovabili e la diminuzione della capacità termica convenzionale impongono dei cambiamenti importanti. Cosa significa questo? Significa che, visto che si passa da una situazione in cui grosse centrali producevano energia elettrica che veniva con flussi unidirezionali inviata a livello nazionale attraverso la rete di trasmissione a tutti i consumatori, ecco,
questo è il sistema tradizionale. Il sistema al quale tendiamo oggi è un sistema complesso e integrato, in cui c'è una generazione distribuita, si utilizzano molto le fonti rinnovabili, ci sono sistemi di accumulo, ci sono consumatori che diventano anche produttori, quindi cambia poi il ruolo. I flussi sono multidirezionali, i flussi multidirezionali anche coi confini esteri, e vedremo anche questo è fondamentale, e con regole di mercato sempre aggiornate e decisamente maggiormente flessibili, le cosiddette market coupling. Ecco, l'impatto sulla gestione del sistema elettrico è molto importante, perché da un lato ridurre gli impianti termoelettrici utilizzando le rinnovabili significa anche ridurre l'inerzia del sistema, avere minori risorse per la regolazione di tensione e frequenza. Un concetto, per gli esperti sto dicendo banalità, però lo dico magari per chi non è del settore, ecco, perdere, cioè non avere equilibrio tra l'energia prodotta e l'energia richiesta istante per istante significa un blackout, significa alterare la frequenza, significa fare intervenire protezioni. Ricordo bene a Genova, cos'era il 2001-2002 che c'era stato il blackout, ero qui e alle 2 di notte mi avevano chiamato, eravamo andati proprio a Canevare al centro del controllo per ripristinare il servizio, e qui con me c'è il capo delle reti Piccardo, che eravamo insieme in quel periodo, ecco, e dicevo che per ripristinare il servizio si è dovuto, e in Liguria siamo riusciti molto prima che nel resto d'Italia, si è dovuti agganciare alla rete francese per dare via via, passo passo, un po' di carico e un po' di potenza, perché una volta che si perde l'equilibrio nel sud Italia, se non ricordo male, sono oltre 24 ore per la rete. Quindi e perché è capitato quel fatto? Eppure era notte, c'era la notte bianca a Roma, mi ricordo, ma non consumavano certamente granché, c'era alcune centrali in manutenzione e una linea internazionale che si era guastata per via di un albero o qualcosa del genere. Quindi era stato sottovalutato il rischio, il blackout ha comportato dei disastri pazzeschi. Prego. Prima di venire qui ho sentito dire che c'è un blackout simile adesso in Spagna. Adesso? Ah. Un quarto d'ora prima delle 5 ho sentito il telegiornale e poi sono uscita. Sarà stata una cosa del genere. Allora io questo non lo sapevo. Quindi... Spagna e Portogallo completamente al buio del sera. No, per dire, appunto, vedere che è tutto attuale. Ecco, ma infatti adesso diciamo come si fa a prevenire questo rischio? Eliminarlo ormai, prevenire come? Devi garantire sempre questo equilibrio, però più hai rinnovabili che producono in certi orari e non in altri, più hai una ridotta inerzia del sistema. Perché inerzia? Perché significa che se io ho dei grossi turbo alternatori, masse rottanti enormi, se c'è un momento in cui, ecco, per dire che l'inerzia supera il momento, se non hai macchine di questo tipo la rete fa prima a crollare. Allora ci sono tanti sistemi per cercare di creare questa inerzia che non è più meccanica, deve essere un'inerzia magari anche attraverso simulatori, dispositivi, rotori, c'è tutta una serie di... non è più solo meccanica, scusate. Bene, per quanto riguarda l'intermittenza delle fonti rinnovabili, riduzione dell'adeguatezza del sistema, aumento delle ore di over generation diurna, quindi in certi orari, ma questo lo vediamo dopo, non ve lo sto anticipando, ho dei grafici interessanti, ci sono delle ore del giorno, di certe giornate in particolare, magari dove c'è meno aziende, eccetera, tipo Pasqua, è un caso, ma non ve l'anticipo troppo perché lo vedete dopo, se avete pazienza di ascoltarmi fino alla fine, in cui si produce più energia di quella che serve. Siamo arrivati a far spegnere delle centrali rinnovabili, spegnere dei generatori eolici, proprio perché non si sapeva come fare, perché tutte le batterie erano cariche, l'acqua pompata sui bacini, ripompata sui bacini, attraverso... Sì, certo. Ma non c'è nessuno che la prende, non è solo zero, devi pagarlo per prenderlo. Sì. Un po' come ai tempi del lockdown, che ci è capitato una volta col petrolio, no? Che non sapeva dove metterlo. Ecco. E localizzazione delle fonti rinnovabili è un altro dei problemi, perché la congestione di rete dovuta alla distanza tra impianti e fonti rinnovabili e i centri di consumo, tipicamente abbiamo molte più produzioni rinnovabili al sud ma molto più consumo al nord, questo è un po' il tema, naturalmente. Bene, allora vediamo quali sono i fattori abilitanti per la transizione energetica. Qui cerco di andare un po' più veloce. Ecco. Anzitutto sviluppare la rete. La rete deve essere sviluppata nelle sue infrastrutture, essere rinforzata per garantire delle importanti interconnessioni con l'estero, ma anche bisogna incrementare gli investimenti in dispositivi per la regolazione di tensione. Quindi realizzare quindi un vero e proprio piano di difesa per evitare che queste fluttuazioni possano
possano trasformarsi in blackout. Ecco, anche la resilienza deve essere notevolmente incrementata, perché sappiamo bene, poi io come Enel mi sono occupato ancora di reti di alta tensione 132.000 volte in un certo periodo, prima che passassero anche quelle a Terna, però è chiaro che a tutti i livelli, anche la rete di alta tensione come quella di media, se c'è il manicotto di ghiaccio, se ci sono eventi particolarmente avversi, alberi che crollano, anche alberi alto fusto, anche se sono al di fuori del varco che viene stabilito, no? Di varco di rispetto della linea, si creano problemi che in certi casi possono produrre effetti molto deleteri, quindi blackout oppure riduzione della possibilità di contralimentare comunque, e quindi mettere a rischio a volte anche per giornate intere la popolazione. Quindi diciamo il mercato elettrico deve essere molto fatto decisamente evolvere, perché bisogna stabilire delle regole flessibili che consentano di integrare nel mercato elettrico sia future e spot, però di questo ne parliamo un po' dopo, e fare in modo che tutti gli attori del mercato, come diciamo, non pensino solo al profitto, ma siano assoggettati a regole precise e quindi tengano, e capita anche questo, Terna impone in certe situazioni di tenere accese, e le remunera, centrali turbogas ad esempio a chi ce l'ha, anche se non è previsto l'utilizzo, perché nel caso ci fosse un picco devono poter intervenire. Quindi devono essere delle regole che non sono solo la regola del profitto, ma sono delle regole di sistema che devono garantire però la corretta remunerazione, senza esagerare, perché poi parleremo anche di quello. A volte si esagera secondo me un pochino, ecco. A volte si sovraremunera, ecco, quindi a trovare un giusto equilibrio. Ecco, i sistemi di accumulo sono fondamentali, perché io non posso aumentare le rinnovabili senza aumentare i sistemi di accumulo. Sistemi di accumulo che possono essere, che sono l'unico modo per garantire la stabilità della rete quando ci sono situazioni di over generation. Quindi devo assolutamente avere attraverso l'accumulo un contributo all'adeguatezza, accumulo che può essere sia batteria al litio, che grosse stazioni, appunto, c'erano grossi apparati batterie al litio, ma anche sistemi di pompaggio e turbinaggio, quindi centrali idroelettriche che ripompano quando c'è energia in esubero, ecco, sul bacino l'acqua che è già stata utilizzata per produrre energia elettrica, un processo fisicamente in perdita ma economicamente remunerativo al massimo, perché l'energia che, come dicevamo, no, l'energia che utilizzi per ripompare l'acqua non solo non serve a nessuno, ma in certi casi proprio ti pagano per utilizzarla. Ecco, e quando riesci a utilizzare l'acqua per evitare un blackout, l'energia ha un costo esageratamente alto. Ci sono delle aste, dei contratti pazzeschi per questo tipo di operazioni. C'è una borsa elettrica che tutti i giorni viene, quella spot cosiddetta, per il giorno successivo, in ogni fascia oraria, in funzione dei prezzi che ognuno fa, si deve impegnare a produrre una certa quantità, e poi ci sono i future che sono a distanza di mesi, sono i contratti a medio termine, che è un discorso molto complesso, ecco, ma anche molto delicato. E poi c'è il discorso del ampliare ancora il parco delle rinnovabili, prevedendo delle ulteriori installazioni, ma anche effettuando delle semplificazioni del processo di autorizzazioni, proprio perché molte volte sono comitati, l'ho visto anch'io quando lavoro in Enel, si oppongono alla realizzazione di infrastrutture, a volte forse anche esagerando un po', secondo me, ecco, tipo, non so, dico la pala eolica è brutta, vabbè, ma dipende dov'è, ecco, se fosse in Piazza dei Ferrari direi di sì, ma se magari da qualche parte, insomma, in cui non è nessuno, è meglio usare quella che non bruciare del carbone, no? Ecco, e quindi anche la pianificazione, eccetera. Bene, ecco, e per quanto riguarda, ma direi che obiettivi numerici non ve li voglio leggere, comunque solo per dire che sullo sviluppo della rete, l'incrementare la velocità del trasporto, sviluppare soluzioni innovative per aumentare la velocità di transito dell'energia e di interventi, diciamo così, che incrementino le connessioni anche internazionali. Le rinnovabili, abbiamo un obiettivo al 2030 di avere 107 gigawatt di capacità, parliamo di potenza, non energia, di capacità rinnovabile eolica e solare, garantendo entro il 2030 un 63% di copertura del fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili. Quindi, e riducendo del 55% le emissioni di CO2. È un obiettivo estremamente sfidante. Qualche anno fa non pensavamo di poterci arrivare, poi faccio vedere anche qualche numero. Le capacità di accumulo devono andare di pari passo, quindi al 2030 avere 72 gigawattora energia di capacità di accumulo al netto dei pompaggi esistenti, quindi oltre i pompaggi, di cui 50 gigawattora nuova capacità di stoccaggio. Mercati per l'adeguatezza e l'integrazione a livello europeo, proprio perché deve essere una piena collaborazione
collaborazione, quindi realizzando infrastrutture tecniche che si parlino molto bene, poi lo vedremo, ma anche con regole comuni. Ecco, e su questo c'è tutto il sistema regolatorio, sia il capacity market per garantire la corretta remunerazione appunto dei sistemi per coprire le punte, aste varie. Adesso qui non scendiamo troppo nei dettagli, però vi faccio vedere a livello di rete europea che cosa è previsto. Ecco, queste righe più scure o più chiare in diversi colori rappresentano ad esempio la capacità di trasporto che queste linee devono avere. Quindi vedete che sono previste connessioni tra i vari paesi europei da realizzarsi in misura decisamente per ampliare decisamente questa rete e le sue prestazioni. Quindi entro il 2030 ci deve essere, così è stato previsto, ci devono essere oltre a 161 gigawatt di capacità transfrontaliera, altri 88 gigawatt aggiuntivi e 56 di potenza d'accumulo. Questo è il target a livello europeo. Per fare questo si prevede di investire 5 miliardi di euro l'anno, che però è stato calcolato, non chiedetemi i dettagli perché non so bene come l'abbiano calcolato, però me lo posso immaginare, che daranno benefici sulla società dal punto di vista sociale ed economico per 8 miliardi di euro in benessere, perché vuol dire avere i sistemi più affidabili, significa avere qualità del servizio migliore, evitare la costruzione di centrali quando non servono anche, ecco, perché a quel punto attraverso questi scambi si riesce a avere l'equilibrio impegnando di meno anche il territorio. Ecco. Da questo punto di vista però vediamo come è messa l'Italia. Ecco, questo è un esempio di quello che in Italia è stato previsto. Anzitutto sono stato autorizzato da Terna naturalmente a fornire questi dati. Premetto che l'AET, l'Associazione Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Automazione Italiana, di cui al momento da qualche anno io sono presidente per la Liguria, a ottobre organizzerà un importante evento per chi è interessato, in cui il direttore centrale di Terna, Enrico Maria Carlini, stiamo parlando fine settembre di ottobre, verrà a Genova e quindi in modo molto più autorevole rispetto a quello che sto facendo io saprà spiegarci queste cose, quindi poi anche all'Accademia comunicheremo naturalmente quando avremo qualche informazione in più. In ogni caso stiamo vedendo i diversi colori, quindi anzitutto l'obiettivo del piano sviluppo di Terna del 2025 è quello di favorire l'integrazione della produzione delle rinnovabili, riducendo le congestioni di rete, garantendo sicurezza, qualità del servizio, anche una maggior resilienza delle reti, promuovendo nel contempo soluzioni efficienti per ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture. L'architettura di rete prevede interventi mirati per ottimizzare il sistema di trasmissione, aumentando la magliatura, rafforzando le dorsali sud-nord e potenziando i collegamenti tra le isole e la terraferma. Qui possiamo vedere in viola, ad esempio, ci sono le connessioni internazionali previste, una verso la Grecia, una verso la Tunisia e l'altra verso la Francia, cioè attraverso la Corsica. Ecco, e sono connessioni, naturalmente stiamo parlando di reti di trasmissione, quindi stiamo parlando 220, 380, alcune arrivano a 500.000 volt se non ricordo male, alcune dorsali che stanno costruendo, che stanno pensando di costruire. Ecco, ci sono poi in giallo ammodernamenti e con alcuni passaggi già marroncino, diciamo in continua. Ci sono ammodernamenti in alta tensione, in alternata, quelli che sono in azzurro, e ci sono elettrodotti a 380 kV nuovi in rosso, vedete questi tratteggiati, nuove linee, ma soprattutto queste in verdino sono tutte interconnessioni in alta tensione, in corrente continua, che è un po' una novità, diciamo, ecco, per la trasmissione italiana, credo la maggior parte a 500.000 volt, che è un valore di tensione altissimo, che saranno sottomarini. Ecco, ci sono tutta una serie di motivazioni, e soprattutto la possibilità di regolare, e poi c'è una serie di vantaggi un po' complicati, ci vorrebbe parecchio a spiegarli e non li conosco neanche nel dettaglio, devo dirvi la verità. Comunque è stato calcolato che il passaggio in continua ad alta tensione ha tutta una serie di vantaggi, a me hanno detto soprattutto sulla regolazione e su certe opportunità e flessibilità di utilizzo, però mi posso informare se siete interessati e darvi qualche dato in più. Ecco, avevo anche qualche slide, ma al momento non sono preparato per darvi una risposta precisa. Ecco, comunque è una decisione degli ultimi anni proprio, ecco, ne ho sentito parlare la prima volta l'anno scorso.
Ecco, e sempre per fare qualche parallelo tra quello che si prevedeva qualche anno fa e quello che si prevede oggi, cosa dicevamo nel 2018? Dicevamo che al 2030 avremmo puntato, e sembrava un target molto sfidante, avremmo puntato a un 55% di fonti rinnovabili sui consumi finali di energia. Nello stesso tempo dicevamo uscita dal carbone entro il 2025. 9 centrali, alcune di Enel, alcune di A2A, l'altra di EPH, che distribuite, 2 in Sardegna, altre, vabbè, adesso non sto qui a leggervele tutte, che sarebbero state chiuse, passando quindi da 7,2 gigawatt di potenza del 2020 a 0 nel 2025. Voi sarete curiosi, l'abbiamo chiusa queste centrali, lo sapete? No, volete saperlo? Allora, dunque, nel 2024 l'energia elettrica da carbone si è ridotta moltissimo, del 2%, quindi questo ci fa molto piacere. Nel 2025 ci sono ancora attive 6 centrali, alcune può darsi che vengano chiuse, non lo so, però quelle 2 che sono in Sardegna hanno ottenuto una proroga fino al 2028. Comunque, insomma, ci stiamo avvicinando, dai, ecco, quindi non possiamo lamentarci. Anch'io sono andato a controllare, ecco, perché... lo so, vabbè, e comunque, ecco, quali sono gli obiettivi di decarbonizzazione per l'Italia e gli scenari previsti dai nostri scenari energetici? Quali sono i target di riferimento? Allora, anzitutto, gli investimenti sulla rete, l'abbiamo detto, sono fondamentali per la transizione energetica, l'indipendenza e l'efficienza del sistema elettrico. E questi investimenti devono garantire il raggiungimento di questi target, cioè partire da un 2023 in cui la capacità da fonti rinnovabili corrisponde a 42,6 gigawatt di potenza, vediamo in marroncino 30 che sono quelli dovuti al fotovoltaico e 12 quelli all'eolico, eolico che è in parte eolico onshore e parte eolico offshore. Si prevede di passare da 42,6 a 107,4 nel 2030 e addirittura a 137 nel 2035. Sono obiettivi molto sfidanti, ecco. E in particolare la riduzione della CO2 dal meno 1990 era al meno 30%, verso il 1990 e al 2021 è stata al meno 30%, nel 2030 sarà meno 55% in base a questa previsione. In base del 2035 su un altro scenario di riferimento ancora oltre il 55, ma non si sbilanciano. La quota delle rinnovabili nei consumi, abbiamo detto che nei consumi elettrici 37,1 nel 23, 63% nel 2030. Vi ricordate la slide di prima? Si prevedeva 55%, vedete lì, 55% di incidenza delle rinnovabili sui consumi finali nel 2030. Li stiamo superando, perlomeno gli obiettivi sono stati adeguati per superarli. Adesso il nuovo obiettivo è 63% nel 2030 e 70% nel 2035. La capacità solare ed eolica dal 42,6 gigawatt, che è il dato del 2023 che è proiettato qui, ecco 107 che sono quelli che abbiamo già visto, quindi non c'è bisogno di ripeterli. Ecco, queste sono le sfide. Come sta andando l'Europa? Allora, nel grafico a sinistra vediamo dal 2005 al 2023 istogrammi che hanno una componente gialla che rappresenta la potenza installata da fotovoltaico e la parte verde che è la potenza installata da eolico. Vedete che a livello europeo siamo arrivati a un record veramente importantissimo, perché un più 64 dal 2022 al 2023, 215 gigawatt di eolico e 247 gigawatt di fotovoltaico, di solare. Ecco. E come sono messi i vari paesi? Allora, il 32% è la Germania, tra solare e eolico sul totale dell'Europa, il 32% la Germania, il 13% la Spagna, il 9% l'Italia, seguita dalla Francia, dall'Olanda e gli altri con quote minori. In Italia come siamo messi?
Siamo messi discretamente perché il 43%, il 43 gigawatt, scusate, che abbiamo visto prima nel 2023, nel 2024 è arrivato a circa 47 e anche qui un nuovo record. E c'è stata un'impennata in questo periodo nel 2011 proprio in corrispondenza degli incentivazioni molto spinte che ci sono state per quanto riguarda la remunerazione delle rinnovabili. Tant'è vero che a fronte di questo grafico che è lo stesso di prima, quindi lasciamo perdere una ripetizione, vediamo il picco, quindi 10,6 gigawatt di potenza installata nel 2011. Quindi veramente, lo ricordo bene, sapete perché? Perché in quel periodo io ero a Roma responsabile della parte appalti, materiale e logistica dell'Enel e diventavamo matti, perché per recuperare i materiali, per effettuare tutti questi allacciamenti, che mi sembra scadesse a fine agosto, è stata un'estate veramente incredibile, avevamo saccheggiato qualsiasi ditta potesse venderci, perché chiaramente tutti avevano fretta per non perdere gli incentivi e quindi anche come distributori, dovendo effettuare tutte le operazioni di connessione in reti, ci eravamo trovati proprio un lavoro assolutamente frenetico. Ecco, l'andamento della domanda elettrica è un po' altalenante, comunque si è ridotto leggermente in questi anni, ma adesso è abbastanza stabile. Ecco, qui vediamo invece la quota di penetrazione delle rinnovabili nei consumi finali di energia. Quindi, come dicevamo, adesso siamo circa al 40%, ma puntiamo a quel 55%, addirittura al 63% se non ricordo male, entro il 2030. Ecco. E qui è proprio il discorso che dicevamo prima, qual è l'impatto del cambiamento del mix di generazione? Anzitutto la capacità di regolazione di tensione, frequenza diventa molto più difficile, come dicevamo, con questo mix energetico. Si possono creare congestioni di rete dovute al fatto che si produce molta energia in punti dove non ci sono carichi adeguati e quindi devi trasferire l'energia dal luogo di produzione al luogo, quindi dal sud al nord tipicamente. Ecco, ma c'è anche il fatto che devi garantire una produzione convenzionale, quindi termica, che a volte è molto elevata, ma in momenti molto brevi, in certi orari della giornata. Che cosa succede? Succede che la domanda di energia elettrica è questa curva azzurra, vedete? Quindi si riduce, al mattino alle 7 comincia a salire, un po' di pausa pranzo, magari qualche azienda magari si chiude, poi un picco serale e poi si riduce ancora, no? Qui stiamo parlando dall'1 alle 24. No? Ecco, le rinnovabili sono queste tratteggiate. Le rinnovabili, naturalmente, il sole, ovviamente c'è di giorno, ecco, e soprattutto a metà giornata è più intenso, il vento non è così coincidente col sole, però generalmente ci sono delle brezze che sono create dalle escursioni termiche e io che sono appassionato di vela so che in certi posti dove andavo in barcavela io dalle 11 alle 5 del pomeriggio c'era sempre vento, dopo dovevo tornare a Capagaia perché non avevo il motore, quindi era una deriva. Allora, per dire che abbiamo un andamento delle rinnovabili che concentra la produzione proprio nella parte centrale della giornata, io direi anche l'eolico tipicamente. Quindi cosa succede? Succede che nella fase mattutina è necessario che ci sia una derampa mattutina, quindi ci devono essere, si deve ridurre la potenza convenzionale, la produzione convenzionale, che poi va quindi da mezzanotte alle 9, diciamo così, e poi dalle 18 fino a mezzanotte va ripresa. E qui c'è la rampa serale e la derampa mattutina. Cosa succede quando il totale del fabbisogno, linea azzurra, è più basso del totale della produzione da rinnovabili? Anche se spegni tutto il resto, riesci a bloccare le altre centrali, che non è sempre scontato, a seconda del tipo di centrale, ecco, ti trovi a non sapere cosa fare di questa energia, che è questa, utilizzo storage. Questa energia è quella che deve essere utilizzata all'interno delle batterie, che deve essere utilizzata per ripompare l'acqua nei bacini. Ecco, e questo è un po' il concetto. Se poi vogliamo vedere, ma il concetto è il solito, ecco, un caso reale, come dicevo prima, è quello del 7 aprile 2024. Credo fosse la domenica, era la domenica di Pasqua, credo. Ecco, quindi la produzione fotovoltaica, c'era un periodo di sole intenso, ha toccato un record di 14,5 gigawatt di potenza. Un livello mai raggiunto prima, già al netto dell'autoconsumo.
L'accumulo di pompaggio ha fornito 13,6 gigawattora di flessibilità, quindi per fortuna i bacini non erano pieni, quindi è stato possibile pompare acqua corrispondente a un'energia di 13,6 gigawattora. Il curtailment eolico totale è stato di circa 0,5 gigawattora, quindi per 0,5 gigawattora sono state bloccate delle centrali eoliche, che sono state pagate naturalmente per sottoporsi a questo tipo di vincolo in caso di necessità, perché è tutta una storia di tutti aspetti contrattualizzati naturalmente, ecco, e la produzione rinnovabile in quel caso ha coperto il 74% della domanda elettrica giornaliera, pensate che roba. Quindi il picco di quota del rinnovabile registrato alle 13 ha raggiunto il 97% della domanda, nonostante il contributo modesto dell'eolico. C'era poco vento quel giorno, meno male. Se non lo so veramente si rischiava il blackout. Ecco. E qui vedete che qui ci sono tutti il mix di produzione, qui si legge male anche per me che sono vicino, quindi c'è la parte di pompaggio in azzurro, la parte di export perché è stato esportato all'estero quel che si poteva, in viola l'energia termica, l'energia importata, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia idroelettrica, l'energia da biomassa, l'energia geotermica e la domanda. Quindi questa era la domanda, vedete che ci sono stati dei punti in cui l'offerta ha superato la domanda. Questo che è stata nella fase del mattino alle 4 alle 5, vedete qui c'è stata un'energia che è stata immagazzinata, e soprattutto questa che è verso il primo pomeriggio, le 13 primo pomeriggio. Quindi è veramente molto delicata la situazione, non basta avere tante rinnovabili, c'è tutto quello che c'è al contorno che deve consentire di mantenere questo equilibrio. Ecco perché se vediamo in Italia l'andamento della capacità installata, qui non è l'energia, è la capacità installata, quindi la potenza delle macchine per produrre energia. Vediamo in rosso il termoelettrico, vedete che prima era più alto, si è ridotto, ma non possiamo continuare a ridurre all'infinito perché poi devono consentire una riserva, ma possiamo compensare la riduzione di termoelettrico con un incremento di accumuli elettrochimici, vedete questo rosa, che soprattutto nel 2030 dovrà corrispondere a 15 gigawatt. Ecco, perché abbiamo detto questo è l'accumulo, questo qui è l'idrico e il pompaggio, che anche questa è praticamente una forma di flessibilità, no? Poi c'è il verde che è l'eolico, c'è il giallo che è il fotovoltaico, vedete di quanto crescerà, e c'è il rosso che è il termoelettrico. Quindi il termoelettrico si ridurrà ancora, ma soltanto grazie al fatto che ci saranno questi sistemi per gestire la flessibilità, quindi l'accumulo e il pompaggio e il turbinaggio. Ecco, oltre al fatto che puoi sempre disconnettere qualche centrale eolica o qualcosa nel momento in cui ci siano accordi di questo tipo. Ecco. Gli ultimi anni, ancor più in ottica prospettica, assisteremo a un forte aumento della capacità installata rispetto all'ora di picco di energia, perché devi tutelarti rispetto a situazioni che possano capitare per coprire quelle punte che possono esserci. Se poi oltre alla punta da coprire ci fosse anche, nel caso del blackout di Roma, un problema di una linea che cade per il maltempo, o a volte anche un evento qualunque, devi tutelarti ancora di più e avere delle possibilità e gestirti un rischio ancora maggiore. Ecco, qui sorvolo su questo perché sono 3 scenari praticamente, ma il concetto è che in ciascuno degli scenari previsti, man mano che dal 2023 al 2040 si evolve la capacità in potenza delle fonti rinnovabili, vediamo il giallo è il solare e in verde l'eolico, anche la capacità di accumulo deve evolversi di pari passo. Se no non è possibile proprio mettere in rete questa potenza, e nella capacità di accumulo consideriamo i pompaggi idroelettrici esistenti, sono questi azzurri. Io ricordo il piano che avevo visto, ho sentito parlare 1 anno fa, 2 anni fa, si prevedeva la realizzazione di nuove centrali di pompaggio e turbinaggio in Sud Italia, perché lì sarebbero ancora più necessarie, ma non è facile ottenere autorizzazioni, c'è sempre un impatto ambientale, insomma. Ecco, e in questo caso nel piano attuale vedo che rimane costante il discorso di pompaggio e turbinaggio, ci sono però in grigio e le utility scale, che sono batterie di grande potenza per l'accumulo, uniti agli small scale, che sono batterie più piccole, e il capacity market. Capacity market, che è questo azzurro, significa quindi avere la possibilità di richiedere a alcuni sistemi in grado di coprire le punte, anche se con combustibili tradizionali, di rimanere attivi in caso di necessità, e che è regolamentata, controllarizzata anche in questo caso. Ecco. Lo stoccaggio di energia gioca un ruolo essenziale, abbiamo detto, questo accumulo anche con batterie, vedete sono enormi batterie, insomma, che
che vengono piazzate di solito presso stazioni di trasformazione elettrica. Anche le auto elettriche possono fare da riserva, diciamo così, perché sapete che è già successo qualche anno fa, in particolare in California, ricordo che molte auto sotto carica hanno contribuito a mantenere in equilibrio la rete grazie al fatto che naturalmente era previsto, insomma, è del tutto legale, l'energia è stata prelevata dalle colonnine in quel caso per garantire la stabilità della rete, quindi hanno fatto da riserva. Come? Ma questo non lo so, però sicuramente se hanno recuperato l'energia non l'hanno pagata 2 volte di sicuro, ecco. Poi se gli hanno dato qualcosa in più non lo so, avrebbero dovuto darglielo, però, perché infatti avrebbero dovuto anzi dare un premio. Questo non lo so. Ecco, l'evoluzione dei costi rinnovabili. Per fortuna si stanno sviluppando le rinnovabili, ma abbiamo anche una riduzione di costi. Vediamo che i pannelli solari dal 2015 al 2023 hanno avuto una riduzione, questi sono milioni di dollari per megawatt, le turbine a gas lo stesso, gli storage, le batterie per gli storage si stanno riducendo di costo, così come le batterie per le auto elettriche. Questo meno male. Ecco, per quanto riguarda l'evoluzione dei costi delle batterie, questo è un dettaglio, però ve lo mostro per darvi un'idea di quello che c'è dietro, perché a volte sembrano argomenti banali, ma in realtà anche questo è un dato che ho ottenuto tramite Sigre e tramite Terna, è molto significativo. Vedete che c'è stato un abbattimento del costo delle batterie dal 2022 al 2023-2024, una riduzione proprio veramente, prima di un 40, poi di un altro 45%. Come mai? Ci siamo chiesti come mai? Meno male, ma come mai? Perché, eccole qui, una quota 40-45%, costi materiali e celle, i prezzi di litio, grafite e altre materie prime in calo da 5 a 70% rispetto ai picchi del 2022, tornando ai livelli pre-crisi dopo il boom post-Covid. In azzurro, capacità produttiva in Cina cresciuta di 4 volte nel 2024, causando un eccesso di offerta globale. Questo rosa, come sai, dinamiche di integratori, minori costi grazie alla standardizzazione dei materiali e margini in calo per la concorrenza cinese e prezzi aggressivi. Altri fattori, spese di spedizione in calo, installazione in lieve aumento, evoluzione dei costi attrezzature. Per dire a volte quanti sono i fattori che possono condizionare questi aspetti. Comunque finché si va verso una riduzione è meglio, quando poi è il contrario invece ci preoccupiamo naturalmente. Ecco, un altro aspetto su cui volevo porre l'attenzione, non sono riuscito a quantificare economicamente questi aspetti, ma ci proverò, poi chi è interessato gli saprò dire. Però il fine vita di questi materiali è assolutamente gestibile recuperando molto materiale, materie prime che possono essere riutilizzate. Questa è una domanda che mi è stata fatta quando esponevo una presentazione simile a questa un paio di anni fa. Una persona del pubblico mi ha detto: ma il fotovoltaico è tanto bello, ma poi dicono che per smaltirlo costa più che l'energia che usa della vita. Non è vero, assolutamente non è vero. Ma mi ha raccontato un intrino, non è vero, anche perché vediamo che il fotovoltaico si recupera il vetro, è riciclabile al 95-100%, la cornice in alluminio riciclabile al 100%, il silicio delle celle all'85-95%, può essere utilizzato in nuovi pannelli, il rame e la plastica sono riciclabili con efficienza inferiore intorno al 60%. Lo stesso il fotovoltaico a thin film, metalli rari, tellurio indio, che vengono recuperati al 90-95% con processi dedicati. L'eolico, i rotori tradizionali in fibra di vetro e carbonico erano riciclabili al 35-50%, i nuovi rotori, ad esempio della Siemens, in resina solubile, sono riciclabili al 100%, così la torre in acciaio è riciclabile al 90-100%. Ecco, quello che non so ma mi devo informare, il costo per questo recupero. Chiaramente il costo per questo recupero, considerando anche il valore del recuperato, deve essere considerato per la vita utile del materiale per capire la bontà dell'investimento e il suo ritorno, naturalmente. Bene, e qui siamo arrivati alla fine, avete avuto molta pazienza, vi ringrazio. Diciamo che abbiamo toccato, oppure potremmo ancora toccare, ma non stasera chiaramente, tanti argomenti. Quindi l'esaurimento delle risorse naturali è un dato di fatto, l'inquinamento anche, ma anche il cambiamento climatico che ne consegue. Quindi l'energia da fonti rinnovabili con generazione distribuita è una bella cosa, ma deve essere gestita in un contesto molto generale con tutta una serie di condizioni al contorno che non sono per nulla semplici.
La gestione dei consumatori e produttori e le comunità energetiche è un aspetto che ha fatto passi da gigante ma deve ancora diventare realtà. Sulle comunità energetiche sapete che è una possibilità, non so se dire due parole o meno, dite voi, ecco, praticamente la comunità energetica significa che si consorzia all'interno di una comunità e mette a disposizione i propri impianti rinnovabili, eccetera, eccetera, visto che grazie ai contatori elettronici dell'Enel già installati da parecchi anni e via evoluti si può misurare a intervalli di tempo anche veramente minimi, in modo molto preciso, l'andamento dei consumi e l'andamento della produzione. Tutta la produzione che avviene all'interno del lasso di tempo in cui la comunità energetica, di solito un'ora se non ricordo male, la comunità energetica lo utilizza, riceve un premio ulteriore. Quindi quelli che dicevano io alla seconda casa non mi conviene mettere i pannelli fotovoltaici perché tanto l'energia viene scaricata in rete perché io ci sono poco e quindi non mi conviene perché prendo poco in termini di remunerazione, in questo caso la comunità energetica basta che qualcuno della comunità, che può essere una comunità anche di migliaia e migliaia di clienti all'interno dell'area di una stessa cabina primaria Enel, una stazione di trasformazione alta e media tensione, quindi un quartiere di città oppure più paesi, se c'è questa compensazione comunque c'è questo premio. Ecco, e quindi è molto più conveniente. Ecco, e poi la nuova concezione delle reti elettriche, il cambio di combustibili, l'incremento del trasporto pubblico, la mobilità elettrica, i porti verdi che meriterebbero un convegno ad hoc, ecco, questo è molto molto importante, dato anche l'impatto ambientale che i porti hanno in questo momento, il risparmio energetico, la fusione nucleare, l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali avanzate. Sono tutte sfide ed opportunità. Come abbiamo visto prima, il concetto e le previsioni cambiano col passare del tempo, però ci sono dei valori e delle sfide e degli sforzi che continuano e quindi vediamo all'orizzonte sicuramente qualcosa di positivo e dobbiamo essere ottimisti, ce la faremo a salvare l'ambiente. Grazie per l'attenzione. Grazie, ingegnere Birg, è stato estremamente esauriente, estremamente interessante quello che ha raccontato. Vabbè. Allora direi, dato un po' lungo ma qualche domanda possiamo farla. Chi è che ha qualche domanda? Allora, ne vedo. Zani lo lasciamo per ultimo perché se no... No, appunto, tu ultimamente hai accennato al concetto dei costi, no? Ora, il problema dei costi, secondo me, è un problema serio, sia diciamo sul discorso del riciclo, perché smontare un pannello fotovoltaico per recuperare il silicio, recuperare il vetro, recuperare il polimero e tutti, costa probabilmente molto più che farlo, no? Poi naturalmente tu hai il silicio che puoi recuperare, hai il vetro che puoi recuperare, il polimero forse no, ma quindi alla fine, a parte il fatto che oggi lo fanno pochissimi, no, il costo del recupero è una cosa seria. Secondo me è anche una cosa seria il costo delle energie rinnovabili, no? Il problema è che le batterie si fanno in Cina, no? Mi pare. E mi dicono che se tu le facessi in Stati Uniti come vorrebbe farle Trump, il costo potrebbe moltiplicarsi per un numero enorme. E lo stesso vale per i pannelli fotovoltaici, no? E almeno in letteratura chi fa queste valutazioni non conclude che è così economica l'energia rinnovabile. Poi naturalmente dipende da moltissimi fattori, poi l'economia, voglio dire, è una cosa complicata. Però si sbagliano, bisogna vedere chi si sbaglia, lo vedremo tra un qualche anno chi si sbaglia. No, perché per ora paga lo Stato. Chi è che vuole rispondere a qualche domanda? Vuole rispondere? Slide che forse vediamo se riesco a mettere, non so se c'è tempo o meno, perché è proprio sul costo dell'energia elettrica in Italia, non so se volete ve la cerco, ecco, se siete interessati. E adesso questo aspetto dei pannelli fotovoltaici è sacrosanto, è vero che c'è anche una produzione italiana di pannelli fotovoltaici. Allora, la Trisan in Sicilia è un'azienda che ha realizzato l'Enel qualche anno fa, mi risulta stia andando bene, ecco. Com'è? No, ero andato a visitarla 5-6 anni fa io.
Beh sì, forse avrà adesso io 5 anni fa ero andato a visitarla e mi ha fatto vedere dei pannelli, poi erano solo dei prototipi, però sicuramente hanno cambiato anche tipologia, si sono evoluti. Io credo che veramente, come dice lei, bisognerebbe riportarci in casa, ecco, tante attività e abbiamo visto i limiti della globalizzazione. Ecco. È vero che certe cose costerebbero tanto di più se fatte da noi, ma è vero anche che abbiamo tanti sussidi di disoccupazione da pagare, tante persone che sono inoperose, per cui bisognerebbe i conti farli bene da tutti i punti di vista. Ecco. E Lorenzo? Ah no, c'è... Io devo cercare... Lorenzo, me la cerchi tu per fare l'altra slide che nella chiavetta? Ti prego di... Scusate, ecco, c'è una presentazione energia, guarda un attimo, c'è quella con l'andamento del prezzo dell'energia. Non c'è il costo, ma dal 2014, dal 2014 il regolamento europeo, qualunque pannello fotovoltaico prodotto o importato in Europa, lo smaltimento è a carico del produttore, quindi è già pagato. Quindi il consumatore, anche a livello industriale, non deve più, cioè sì, smontarlo sì, ma il costo di smaltimento c'è già il consorzio obbligatorio di riciclo. Quindi nei costi è già previsto, l'investimento è già previsto lo smaltimento, è già pagato. Dal 2014 in poi, quindi già da 10 anni. Sì, RAI quello piccolo sotto ai 10 kW, non mi ricordo. Quello sopra ovviamente industriale, però è già pagato. Voleva fare una... Sì, allora io a parte una piccola premessa, poi volevo concentrarmi sul discorso delle comunità energetiche. Diciamo la prima mi sento di dire una cosa, ho apprezzato molto un concetto base, insomma, le tendenze sono, al di là di tutte le favole, l'elettrificazione il più possibile, adeguamento delle reti a livello nazionale e mondiale il più possibile, e produrre poi le cose, l'energia elettrica che serve con l'energia rinnovabile. Questo è il messaggio che mi pare di aver colto, perché poi tutto il resto ha dei problemi, il nucleare, il carbone, non ne parliamo più, chiudiamo le centrali. No. In Sardegna c'è eccesso di energia prodotta da rinnovabili e ho saputo da lei oggi che due centrali di carbone le vogliono... Ecco, vabbè. Quindi questo è il messaggio, secondo me, che tutti dovrebbero capire. Sono tutte favole il resto. Personalmente, solo per dire, quando mi sono laureato io nel millennio scorso, si chiamava fisica, dottore in fisica elettronica nucleare, quindi qualcosa di nucleare ne capiamo. Poi ho fatto superconduttori, abbiamo prodotto assieme a Zani, che lì qualche centinaio di megawatt di pannelli fotovoltaici, li abbiamo installati, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una certa competenza. Allora il risultato è questo: bisogna elettrificare il più possibile e produrre con energia rinnovabile. Il nucleare, francamente, ha detto bene il signore, ha illustrato la fusione, vedo qualche altro fisico qui, la fusione, signori, ammesso che io, ex elettronico nucleare, dico si riesca a dimostrare la feasibility, la fattibilità e la industrializzazione, ma prima di secondo metà del secolo, diciamo almeno per 50 anni non ce l'abbiamo, neanche un kilowattora, neanche un kilowattora. La fissione, se vogliamo farla in Italia, se uno si mette oggi, gli unici 2 centrali nucleari fatte in Europa in questo secolo, che hanno iniziato la produzione nel 2000, allora in Francia, Flamanville, e in Finlandia, come si chiama, adesso non mi ricordo il nome. Allora, queste qui sono partite dopo la prima pietra il 2000, prima pietra, ma il progetto fatto molti anni prima. Allora, sono partiti nel 2024, dopo 25 anni, e in Francia in Francia 24, scusate, in Finlandia 23, e sono ancora al 10% della capacità produttiva, e fatte solo in posti dove ci sono già reattori nucleari in funzione, cioè con tutte le infrastrutture. Quindi 25 anni, quelli che le sanno fare, in Italia non li sappiamo più fare.
oppure li sapremmo forse fare, ma ci vuole, mancano, ecco. Diciamo, quindi questa è una favola. La fusione l'abbiamo detto, io ho seguito, ho fatto anche progetti, ecco. Però diciamo purtroppo è un fantastico esperimento, ecco. Comunità invece, ecco, la comunità è interessantissima. Io ho il piacere di partecipare all'unica comunità energetica esistente in Liguria. È piccola, ma è l'unica. Allora si chiama, è sul tetto della Fra Diavolo, la pizzeria Fra Diavolo a Lido a Genova. Ci sono 20 kW di energia di pannelli fotovoltaici, di potenza, 20 kW di potenza, però se andate a vedere sulle mappe del GSE ci sono, è ancora l'unica in Liguria, purtroppo. E ce ne sono poi 3 che si chiamano, che è analogo, il cui funzionamento è analogo, che si chiama autoconsumo, sono autoprodotto, diciamo, gruppi di autoconsumo, che sarebbe un gruppo di autoconsumo, è un condominio, per esempio, no? Se tu ti produci sul tuo tetto l'energia elettrica e i singoli condomini, chi vuole, fa parte della comunità energetica, ecco, allora basta, hai creato una comunità energetica. Quello che consumi sul tetto va a finire all'amministratore che la gestisce nelle spese comuni, e poi su quello che invece consuma il singolo, cosa succede? Allora, tu oggi, se voi guardate le bollette, paghiamo circa 0,25 euro a kilowattora, no? Più o meno oggi, poi siamo arrivati a 0,50. Allora, oggi ti danno 0,11, 0,12 di premio a tu che la consumi allacciato, inserito nella comunità energetica, no? Il condomino che è inserito, diciamo, chiamiamoli comunità energetica tutti, ma è uguale il funzionamento. Il condomino che è inserito, diciamo, riceve, anziché pagarla alla fine 0,25, la paga alla metà, alla fine. Questo è quello che succede. In vari paesi si è sviluppata, da noi no, meno in Italia, ma sta partendo. In Liguria praticamente zero, perché se noi, questo però in tutte le energie rinnovabili in Liguria siamo gli ultimi ormai nelle statistiche, non appare più perché vanno fuori scala, sono a zero, no? Purtroppo è così la Liguria, ecco. Quindi però questa seriamente è la soluzione della comunità energetica, è una soluzione, noi siamo riusciti a farla per la pazienza di alcuni di noi che non io che seguivo dall'esterno, ma che alcuni di noi che hanno seguito le pratiche, eccetera, eccetera. Per dire, l'impianto è partito a ottobre, a produrre energia nell'ottobre del 2023, siamo riusciti a far partire la comunità energetica a fine aprile 2024. Però ce l'abbiamo fatta, ecco. Quindi è una cosa che tutti gli amministratori, penso che tutti dovremmo andare a casa a dire ai nostri amministratori: studiate come installare la comunità energetica da noi. È un vantaggio per tutti, per tutto il mondo, è un contrario per tutti. Benissimo, voleva dare la risposta? Sì, dovevo soltanto fare un ulteriore commento, non so per quale motivo questa slide mi era sfuggita oggi dal confezionamento finale, e siccome ne abbiamo parlato anche con il professor Pestarino proprio ieri sera di questa cosa, lui era interessato a questi aspetti legati all'andamento dei costi, mi ha detto: guarda, non posso esserci, però appena arrivo negli Stati Uniti me la guardo la registrazione. Ho detto vabbè, dico, sì. Allora ho detto, mi spiaceva dimenticarmi proprio questa che qui vedete l'andamento del prezzo del gas, che come noto è stato soggetto a picchi enormi dall'inizio del conflitto in Ucraina alla fine delle restrizioni per quanto riguarda i flussi attraverso la Russia, al Covid. Vediamo l'interruzione del gasdotto della Russia che verso l'Europa, c'è tutta una serie di aspetti, e il prezzo dell'energia elettrica è stato molto ha seguito, diciamo così, non pedissequamente ma abbastanza, l'andamento del prezzo del gas. Qui vediamo in colori
diversi il prezzo dell'energia in Italia, quello azzurro, in Germania quello arancione e in grigio la Francia. Ecco, la considerazione da fare brevissima, però penso sia interessante anche per voi come per Pestarino, ecco, è il fatto che in Italia l'energia costa più cara, in Italia abbiamo però un utilizzo di gas che supera il 40%, a differenza degli altri paesi europei in cui per il nucleare o in Germania anche per una presenza di rinnovabili molto maggiore hanno una incidenza minore del gas. Ma quello che ci penalizza molto, e so che attualmente ci sono anche notevoli dibattiti sui giornali eccetera, sui tecnici soprattutto in questo senso, è il fatto che il prezzo dell'energia è un prezzo unico nazionale, il PUN cosiddetto, che viene calcolato per l'energia spot dal GME, il gestore del mercato elettrico, che è un'emanazione a sua volta, se non ricordo male, del Ministero dell'Economia. Ecco, ogni giorno, ci sono contratti a medio termine, mesi eccetera, in cui si stabilisce il prezzo, ma ogni giorno i contratti spot per il giorno dopo vengono realizzati prevedendo in funzione di ogni ora della giornata successiva chi è in grado di fornire una certa quantità di energia e che prezzo richiede, e quindi vengono fissati questi elementi. Al momento in cui nel corso della giornata l'energia deve essere ovviamente erogata, si parte da coloro che forniscono energia a prezzo più basso, naturalmente. Quindi tipicamente le rinnovabili, per le rinnovabili chiaramente il costo vivo dell'energia è minore rispetto ai casi in cui si deve bruciare del combustibile. Nel momento però in cui devi arrivare a coprire le punte e superi certi livelli di potenza, vai sempre a finire sul gas, soprattutto in Italia, per le centrali turbogas. Il prezzo unico nazionale si basa sul concetto di prezzo marginale, e quindi se l'ultima centrale entrata in funzione era una centrale a gas, tutti i prezzi vengono allineati a quello, quindi anche chi ha utilizzato l'acqua magari aveva il bacino pieno eccetera, quindi di materia prima non ha speso niente teoricamente, insomma si prende il prezzo del gas che magari in quel periodo era 200 euro al megawattora. Ecco, quindi per dire che è un meccanismo che esiste anche in altri paesi europei, anche se con delle differenze, si è provato a modificarlo perché si presta a volte anche a distorsioni, però diciamo che è un'ulteriore forma di incentivazione delle rinnovabili, oltre agli incentivi che ha avuto a suo tempo alla realizzazione. Le rinnovabili sanno che se entra in funzione del turbogas le pagano in base al prezzo del gas, e quando il prezzo del gas ha quelle fluttuazioni quindi tutto segue quel prezzo. Ecco, è un meccanismo che io l'ho detto in modo un po' frettoloso, ecco, anche perché non sono un esperto, però è molto singolare, ecco, quindi non solo questi contratti spot sono particolari, ma si prestano anche a questo tipo di operazioni, tant'è vero che leggevo che a volte ci sono anche delle distorsioni, chi magari riduce un po' per modo che vada in funzione del gas, cioè all'italiana a volte può capitare di tutto, ecco, magari non è così, ecco, non volutamente, però diciamo che gli interessi in gioco sono molto forti, quindi trovare dei meccanismi più funzionali secondo me non sarebbe male, tant'è vero che in altri paesi ci hanno provato, credo senza risultati ottimali da quello che ho letto, perché comunque la situazione è molto complicata. Era solo per darvi un'idea anche da questo punto di vista, non so se... È stato molto chiaro, questo è interessante, veramente. Va bene, piccolissimo, corto. La comunità energetica ha un limite perché bisogna sottostare alla cabina primaria. Quant'è questo limite? Dipende dalla cabina primaria? Cioè io quanti megawatt posso installare? Perché sto facendo progetti da megawatt in città. Quindi... Allora, esiste un limite di potenza, credo, per ciascun impianto di produzione. È un megawatt, è un megawatt. Okay. Però non so la cabina elettrica. Il perimetro della cabina primaria è un perimetro geografico. Certo. Nel senso, i trasformatori alta e media tensione, la potenza dipende dalla cabina primaria, certo, da cui dipartono in linea 15.000 volt, certo, eccetera, hanno un raggio di estensione geografica con la rete in andamento standard, condizioni standard, perché chiaramente ci possono essere stazionamenti diversi in caso di guasti, in base ai quali in quel perimetro che è stato pubblicato da E-Distribuzione, laddove il concessionario di distribuzione sarà municipalizzato. Quello l'ho visto, sì, però non so quant'è la possibilità. Di potenza. Dobbiamo sapere che potenza ha una cabina primaria, però in quel caso è la somma delle reti che dipartono da quel trasformatore. Okay. Ecco.
Quindi non so, poi Lorenzo Piccardo è il gestore delle reti qui della Liguria, puoi dare qualche dato a tua memoria, dai che lo sai. Allora, la cabina primaria, il limite è quello di allacciamento del singolo produttore sulla rete di distribuzione, tipicamente di bassa, perché tipicamente come energetiche sono fatte con impianti piccoli. Quindi è la normale richiesta di connessione che deve fare il gestore, e in base alle linee viene fatto un preventivo dell'allacciamento. Quindi a normale richiesta normalmente delle centrali, cioè la singola centrale che deve chiedere l'allacciamento. Una volta che la centrale è allacciata, a parte il problema che credo che la comunità energetica non può essere fatta di vecchi impianti, però la Costituzione della comunità energetica non ha altri limiti se non quelli dell'allacciamento della centrale. Se la centrale può essere allacciata, può essere fatta la comunità energetica. No? Dipende fisicamente in quel punto se ci sono linee elettriche e la capacità per farlo, no. Sto progettando impianti cittadini da 3 megawatt e da 5 in cabina primaria. Non sono pochi, 5 megawatt in città. Sì, avrà i costi di connessione, dipende dal punto. Dipende dal punto, però il fatto che sia una comunità energetica non è un limite in più, non è un limite in più, quello no, anzi, poi ho tutti gli altri vantaggi a entrare in quello, perché poi... La domanda è solo per vedere il confine delle reti che ti partono da una cabina primaria, è sì. Un concetto che non dipende da limiti di potenza, ma da come è stata strutturata la rete, Esatto. in funzione anche della potenza richiesta al territorio ed erogata del cavo. Per cui questo confine è un confine geografico che è pubblicato. È pubblicato, era pubblicato sul sito di distribuzione, adesso... Il confine geografico è comprensivo. La mia domanda è proprio tecnica, ma ce la fa la cabina primaria a sopportare 3, 4, 10 megawatt installati fotovoltaici? La cabina, lei diceva di Genova? Allora, a Genova come cabina non abbiamo ancora grossi casi in Piemonte sì, di elevazione, cioè di andare all'incontrario. In Liguria, come dicevano, siamo più bassi, quindi quello non è un problema. Potrebbe essere un problema la linea che fisicamente lo va a prendere. Quindi che in quel punto riesce lei a immettere 3 mega non è detto, alla richiesta le verrà detto quanto è il costo. Sì, certo. C'è già un consumo previsto con Sì. che vengono usati. Quindi lei dice che c'è sia il limite dei cavi. Il limite dei cavi, il limite... La cabina elettrica... Parlate semmai direttamente poi. Va bene. Il vero problema della produzione è che oltre a essere di carico, Allora, vabbè, direi che a questo punto possiamo terminare questa conferenza, che mi sembra che abbia un po' scaldato un po' l'ambiente. Ci sono state tantissime domande, quindi io penso che forse un'altra conferenza dell'ingegner Virga potrebbe essere utile. Va bene? Grazie. Grazie ancora a tutti.